Fammi capire, che succede nella testa del ragazzo over 25 che fa l'amore? L'avete visto tutti Inside Out? Vediamo che cosa succede nella testa di un ragazzo over 25 che fa l'amore. C'è sta il desk, no? Con tutte le emozioni davanti al desk. In quel momento però c'è sta un bottone rosso gigante che fa la luce e su sto bottone c'è scritto cazzo duro. E stanno tutte a premere sto pulsante, tutte lì! Stanno tutte lì a premere quel pulsante! Tutte! E c'è sta paura. Non te smoscia, non te smoscia. Rabbia. Ma se l'è presa la creatina sto deficiente stamattina. Disgusto. Ma davvero se sta a scopare una dell'unico usano? Gioia. È il momento più bello della mia vita. Vorrei che durasse per sempre. Tristezza. Siamo venuti. La vedo più o meno così, più o meno così. E come mi ha punita Dio? A me, che non volevo bambini, io partorisco nel marzo 2020. Cosa succede a marzo 2020? Covid. Vado a partorire sola come una stronza. Dopo 2 ore di solitudine e dolori decido di cercare un'anima viva. Quindi io esco e da lontano vedo lei, l'ostetrica. Scusi, io non ho spinto, ma abbiamo un attimo sottovalutato la forza di gravità. E questa, con mia figlia, che pendeva letteralmente dalle mie labbra, mi risponde: signora, la mascherina. No, non ho capito. Signora, la mascherina. Ma io ti cago in mano, brutta puttana! E è esattamente quello che è successo poco dopo. Sto veramente ludopatico, ragazzi. Voi considerate che se tipo io vado alla SNAI, la commessa fa buongiorno amore mio. Una cosa che a me mi imbarazza tantissimo, no? Tant'è che una volta gli ho fatto notare, gli ho detto ma come ti permetti a chiamarmi amore mio, mamma? E lei mi fa, te come ti permetti a chiamarmi mamma, ludopatico de merda? Non era mia madre, solo che stando sempre lì ho confusa come figura materna. E il problema però non è solo mio, è pure dei siti di betting, perché che fanno? Tu ti puoi autoimporre un limite settimanale e quando tu superi tale limite ti arriva un messaggio con scritto guarda, hai superato il tuo limite e non puoi più ricaricare. Ed è un avviso un po' sciapo, no? Che non ti sa den cazzo, quindi te a scimmia ce l'hai ancora, vai su un altro sito e betti uguale. E quindi non sai proprio den cazzo, io vorrei un avviso bello ciotto, capito? Forte, che ti faccia venire voglia di smettere di giocare. Ad esempio, oh avrà, non è il caso che anni? Tu madre si alza ai 5 panni a lavorare, tua sorella è laureata in ingegneria edile, te sta a pensare se il Verona gli fa un scherzetto fuori casa a Juve. Virgola, mettici 5 euro sul Verona, vedo bene stanno, bravo. Mia madre ci tiene tantissimo alle tradizioni. Lei mi diceva sempre, quando io le chiedevo perché dovevo fare le cose, lei mi diceva perché se fa, punto. Quindi perché devo fare catechismo se non siamo credenti? Perché il catechismo se fa. Perché devo fare nuoto se non mi piace? Perché nuoto se fa. Perché mio cugino ruba i soldi a zia? Perché tuo cugino se fa. Proprio prima valle. Poi invece ci ho avuto un appuntamento carino, mo non dico che ho trovato l'amore della mia vita, però insomma carino, questo appena arriva a casa mi scrive e là subito iniziano le tattiche, ok? Perché che faccio? Se io mi rispondo subito, lui pensa che io ho la relazione duratura, cazzo sulla spalla, no. Ricominciamo da capo, non c'abbiamo tempo, mi devo pure sbrigare. Allora che faccio? Io visualizzo e gli rispondo dopo 37 minuti. Così gli faccio capire che comunque c'ho da fare. C'è una serie di attività da sbrigare, cioè non è che posso stare a pensare a te, sempre col cellulare in mano, voglio dire, non è che io posso sempre stare là attaccata al telefono, aspetta che lui mi risponde e calcolo il tempo di quando mi visualizza, eseguo controlli incrociati, se nel mentre ha pubblicato altre storie, con chi ha taggato, che musica ha messo, chi frequenta, i like, che mangia, che beve, i like e tette e culi nelle ultime 48 ore, no! C'è una vita piena! In realtà io vivo a Rebibbia, però sono cresciuto a Talenti, perché conoscesse Talenti è vicino a San Basilio. San Basilio, quartiere dove nel 1997 si è svolto uno dei crimini più efferati della storia dell'umanità, no?
è nato ultimo, ok? Non so, ok, perfetto, ce l'abbiamo. Sto cercando di imparare il francese, mi sono scaricato Duolingo. Qualcuno di voi ce l'ha Duolingo? Chi è? Nessuno? Che lingua stai imparando? Tedesco. Vai, ecco. Infatti così funziona. No, io in francese ho imparato un po' di frasi. Le uniche cose che ho imparato in francese sono queste. Je mange une orange. Je mange une pomme. Che vabbè, sarebbe no, io mangio una mela, io mangio un'arancia. Avrebbe senso impararle se facessi il fruttarolo a Parigi. Cioè, qua, raga, nessuno mi ha mai chiesto un cazzo. No, però forse è per questo che tipo tutti gli indiani che arrivano qua in Italia si mettono a fare i fruttaroli. Cioè. Dicono, si scaricano Duolingo, imparano italiano e dicono, raga, io posso fare solo questo. Cioè. Comunque... E vai. Quindi diciamo che per me l'ideale sarebbe conoscere un uomo e starci già insieme da 3 anni. È perfetto perché schippi, salti tutta quanta quella fase iniziale che, diciamolo, che coglioni, no? Tutti quanti coi prosciutti sull'occhio, dico no, è troppo carina, no, è un pazzo, no? Cioè tipo quando le mie amiche vengono da me stanno uscendo con l'ennesimo cocainomane e io dico, amore, lascia perdere, pippa, pippa troppo dalla mattina alla sera, lascia perdere. Ma no, amo, è raffreddato. No. Cocaina, rinazina, sono 2 principi attivi molto diversi. Non ho mai letto Il bugiardino della cocaina, ma informiamoci, no? Informiamoci. Ci sta gruppi di amici che stanno insieme, che sono venuti in gruppo? Voi là, ok. Chi è la persona più organizzata del gruppo? Eccola, non dica da tutti. Come ti chiami? Un applauso a Cristina. Cristi, allora, mo ti faccio un quiz, vediamo quanto sei organizzata. Hai già organizzato Capodanno? Hai già chiesto, mortacci tua. No, a Cristi, allora se hai fatto pure sta cosa, perché a me piacciono le persone organizzate, perché io sono disorganizzato, però c'è un livello dove poi diventi una malata mentale. Mo ti spiego, Cristi, se tu hai fatto questa cosa, ti giuro non possiamo essere amici. Allora, io quest'anno ho un'amica molto organizzata, che si chiama Martina, che scrive su un gruppo e fa, ragazzi, tipo al 1° settembre, che facciamo a Capodanno? Io ho fatto una cazzata, raga, gli ho detto che c'avevo casa a Pescasseroli e gli faccio, vabbè raga, se volete possiamo fare Capodanno da me a Pescasseroli. Questa qua, raga, 3 settimane fa mi arriva una notifica, ha fatto il gruppo WhatsApp Capodanno. Ho detto, sei sbagliata, che cazzo? E mi arriva, raga, alle 2 del pomeriggio mi arriva questo messaggio qua, fate tutti 3 file PDF, guarda qua. Martina, fatti pure te. Cristina, fatti pure te. Excel, mortacci, c'ho ancora. Excel, questo PDF, sottolineo PDF perché non sono modificabili, E c'è sta scritto domande Capodanno, menù e spesa. Mo ve le leggo, raga, mi dite se una persona sanamente può fare una cosa del genere, seriamente. Allora, c'è scritto domande per Davide. Allora, 1, lenzuola e coperte, virgola, nello specifico, quanti sono i letti singoli e quanti i matrimoniali? Che ci sta pure, tanto te dormi sul singolo, perché chi cazzo ci dorme con te, psicopatica de merda? Grazie, fatelo. Aspetta, questa è la più normale. Cucina, le pentole che ci sono, che dimensioni hanno? Tra parentesi, in centimetri. Ma che ce ne fa centimetri? Che devi calcolare l'aria, fai tegola per olio per 3,14. Legna, aspetta, raga, vi giuro, legna per camino, è possibile comprarla in loco? In loco? Ma chi sei? Tarquinio Prisco? Gli ho detto, guarda, ti risponderò via fax. L'hai fatta pure, le dite no? Eccola là. Poi menù fisso, capito? A casa mia non è che potevo fare fisso il menù, ha scelto lei. Senti il menù. Pranzo 1, pasta al tonno. Pranzo 2, carbonara vegetariana e lenticchie. Cena, lasagna di lenticchie. Tra parentesi, dato che avanzeranno. Cioè questo ha fatto un progetto, era sicuro che avanzeranno. Io mo a pranzo mi mangio tutte le cazzo delle lenticchie. Vado là e faccio, mo che se mangiamo a cena? Cioè. Raga, aspetta, non è finita. La spesa divisa in supermercati. Eurospin e risparmio casa, perché organizzazione sì, qualità sti cazzi. No, capito?
Ergenio. C'è sta scritto roba tipo sapone per piatti, sapone per pavimenti, sapone per bagno. 2 giorni 3 tipi di sapone c'avevamo, vabbè. Melanzane per 6, zucchine per 7. Che ce devi fare con una zucchina, come spieghi? Poi dico, vabbè, sto a Matera, sono single, poi mi faccio Tinder. Certamente. Come no? Cioè, se mi faccio Tinder a Matera è come se mi iscrivo all'albo delle mignotte. Basta uno screenshot, per me è finita. Cioè, c'ho il rischio che mi mandano la polizia morale lucana a frustarmi coi peperoni cruschi. Un applauso ai cruschi, 70 euro al chilo. Cioè, tutto questo se fossi andata con un uomo. E se fossi andata con una donna? Bah, la nuova Giovanna d'Arco, Patti Flambè. Un'altra cosa di avere una figlia è andare dal pediatra. Ogni 2 settimane, tipo, no? Vai là e dice quanto pesa, quanto è alta, controlli di rito, facile, ok? E devo dire che il pediatra nostro è pure un grande, cioè ti rilassa, dice no, ma questa cosa, quest'ansia che avete, tranquillo, non vi preoccupate, è un grande, ok? L'altro giorno avevamo il controllo, mia moglie mi dice guarda, io oggi c'è una riunione a scuola che professoressa, te la sentiresti di andare tu? Vado dal pediatra, tutto sorridente perché dico, mo, non vedo l'ora di andare a casa di quanto pesa e quanto è alta, mi fia. Mi siedo e lui mi fa, ah, oggi è solo? Dico sì, oggi è una giornata cruciale, le spiego tutto lo svezzamento. E a me ho sentito una forza dentro che mi risaliva, la mascella mi si è cominciata a deformare, io ho detto, dottore, ma oggi non ci sta bibuglie. È stato drammatico, raga, non sapevo che fa, ho detto, ma come cazzo... Lui mi fa, stia tranquillo, perché io ho un foglio che riassume tutto, il pasto, è facile. Allora, io su un foglio con un pasto facile, mi aspetto che ci siano 2 parole, tipo la pasta, tipo, le pennette al massimo, ok? Mi aspetto che ci sia una parola sola, pizza, senza articolo, capito? Pizza, ok? Era un foglio A4 pieno, raga, che iniziava con prendete un litro d'acqua. Che cazzo è Art Attack, frate? Cioè, come siamo partiti male, siamo partiti molto male, ok? Poi c'era scritto, metteteci dentro una zucchina, una patata, una carota e un po' di bieta. Un po'. Frate, tu mi devi dire quante foglie. Successivamente, sedano e finocchio. Crema di riso, dopo 4-5 giorni mais e tapioca, poi semolino e sabbiolina. Mais e tapioca e semolino passino, ok? Ma crema di riso, raga. Io so che cos'è la crema, so che cos'è il riso. Crema di riso è una cosa, cioè 2 concetti che non parlano, tipo amaca di gesso, cioè sono 2 dove si incontrano crema e riso. E la sabbiolina, raga. Perché devo dare la sabbia a mia figlia? Cioè, cazzo è una vongola, che cosa... A Natale la mia ragazza mi ha fatto trovare una bella busta con dentro i miei vestiti. E visto che sono un ragazzo sveglio e sensibile, ho capito che era finita. È stata comunque una decisione presa di comune accordo. Lei mi lasciava, io zitto, muto. Pippa. Ci siamo salutati da adulti, ci siamo bloccati su WhatsApp, Instagram, Facebook, PayPal e Splitwise, che non bisogna mischiare i sentimenti con il vile denaro, soprattutto se stai sotto una piotta. A proposito di cose strane, io mo sto provando a fare il comico, però per un po' di anni ho fatto il medico legale, quello che fa le autopsie ai cadaveri, no? Una cosa allegrissima. E un giorno mi è capitata una cosa molto strana, perché mi arriva sul tavolo il corpo di una ragazza che andava a scuola con me. E che a me mi ha fatto stranissimo. Più che altro perché per tutti e 5 gli anni del liceo questa non faceva altro che ripetermi non te la darei neanche morta, e invece va alla fine. Grazie.